Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti voi da parte dell'amministrazione comunale di Gono-Stramazza. L'amministrazione quest'anno ha voluto organizzare questa giornata, questo momento di aggregazione tra appunto gli emigrati e le persone diciamo meno giovani. Ci siamo resi conto che queste occasioni sono molto importanti per la comunità, sono importanti perché ci si incontrano tante persone che da molto tempo che non si vedono e che addirittura proprio neanche si riconoscono. E in questa occasione l'amministrazione comunale ha voluto riconoscere a una persona che noi riteniamo molto importante per il nostro paese, lo consideriamo un nostro concittadino anche se non è nato a Gono-Stramazza, comunque noi lo consideriamo appunto di Gono-Stramazza, che è Massimiliano Medda, e lo invito a salire sul palco. Io sono abituato a parlare col sindaco di Scarafingio, in questo caso è molto meglio il sindaco di Gono-Stramazza, devo dire. Dicevo, ma l'amministrazione comunale ha tenuto tanto appunto importante, concede la cittadinanza onoraria a Massimiliano. E quale appunto giornata migliore, più opportuna insomma, se non quella della festa dell'emigrato, perché appunto la festa dell'emigrato, anche i genitori di Massimiliano, tutti e due nati a Gono-Stramazza, quindi emigrati a Cagliari. Il fatto che l'amministrazione comunale appunto rappresenta tutta la comunità di Gono-Stramazza, quindi questa è la volontà non solo dell'amministrazione comunale ma di tutta la comunità di Gono-Stramazza. Benvenuto a Gono-Stramazza. Il sindaco, interpretando la volontà dell'amministrazione comunale, riconoscente conferisce la cittadinanza onoraria a Massimiliano Medda, Gono-Stramazza 9/8/2009. Il sindaco dottoressa Maria Antonella Ardu. Diventare sindaco, diventerò il parroco della chiesa. E grazie a tutti, è stato un piacere, grazie. Siamo qui con Massimiliano Medda, finalmente
Tramazzese a tutti gli effetti. Come ci si sente Massimiliano a essere... Gonno Stramazzese. Gonno Stramazzese. Perché Tramazzese è il paesino di Tramazza. Sì. No? Ed è giusto non confondere. No, sai, ho fatto una ricerca. Allora? Tramazzese di Gonno Stramazza si scrive con la TZ. Sì. Tramazzese di Tramazza con la Z e basta. Però se cade in culo non uscire, poi Certo, dice, di Gonno Stramazza. ci si sente bene, qui in questo contesto, sta gente ripappava, ribuffava, si festeggiano gli immigrati, c'è una commedia, insomma, siamo tutti molto felici, sono felice anche se devo dire che questo è stato un atto che la giunta e il sindaco hanno voluto ufficializzare, diciamo, perché io sono comunque di Gonno Stramazza a tutti gli effetti già da molto tempo, da sempre. E infatti in molti spettacoli l'ho anche detto, tu ti ricordi, perché lui sembra così con la telecamera, però si ricorda delle cose. E insomma adesso mi candiderò a sindaco o a sindaco a parroco, adesso vediamo cosa. È uno scoop questo quindi del blog su Tramazzese. Se mi fa male il sindaco divento parroco di Gonno Stramazza, prendo i voti, quanti voti ci servono? Ma per il parroco penso che basti anche 2. 2 voti basta. E niente, comunque insomma, venite, voi che ci state guardando, venite a Gonno Stramazza perché si sta bene, guarda, ogni sera si mangia pizza, gratis, voi venite anche il 1° novembre, sono le tavolate si va per 10. Ah, buona cosa. Poi c'è cose da vedere, belle donne, begli uomini, Soprattutto begli uomini, adesso facciamo parte anche io dei begli uomini, figurati Sarrazzi come tiene, e insomma, da Gonno Stramazza è tutto, seguite su Tramazzese perché vi conviene. Grazie Massimiliano, ciao, un saluto, ciao. Fatto, mi pare sparare un guettedo. Ecco qua. E poi vai completai questa promessa mia. Santa Lucia Bella. Sa voce mia è scavente e sa cavolo è troppo vago. Ma Deo di canto e scoggio puro. Santa Lucia gloriosa, Deo sempre sa pregare.